È con grande rammarico che apprendo che la decisione sofferta di annullare la messa natalizia sia diventata un fatto di cronaca nazionale e soprattutto sia stata strumentalizzata per ideologie politiche. La preside dell'Istituto Comprensivo Agrigento Centro, Anna Gangarossa, affida ad una lunga lettera l'illustrazione dei motivi che hanno portato alla decisione di annullare la consueta messa natalizia per gli alunni della sua scuola, al centro in queste ore di numerosi interventi, dal leader della Lega Salvini che parla di inaccettabile sottomissione culturale e valoriale, al presidente della regione siciliana Musumeci, secondo cui avere rispetto per le religioni degli altri non significa dover rinunciare alla nostra. La scuola, scrive la dirigente Gangarossa, ha sempre operato prestando la massima attenzione al volere di tutti i bambini, cercando di garantire il dovuto rispetto alle scelte di ciascuno, e cita alcuni esempi per far vivere alla maggior parte degli alunni momenti di religiosità all'interno della Basilica di Agrigento, quale la recente inaugurazione dell'anno scolastico, senza urtare mai la sensibilità della minoranza, per la quale sono state organizzate attività laboratoriali e uscite sul territorio come alternativa alla religione cattolica. In occasione delle festività natalizie, spiega ancora la Gangarossa, la scuola ha programmato attività curriculari ed extracurriculari legate alle tradizioni nazionali e locali, con allestimento di laboratori creativi, angoli dedicati alla natività, ai santini, alle novene, angoli che raffiguravano per i credenti i presepi viventi e per i non credenti la mostra di cibi e tradizioni culinarie. Lo stesso in prossimità del Natale, autorizzando la celebrazione in chiesa della messa e contemporaneamente la visita al Palazzo dei Filippini della città per visitare strumenti musicali del mondo, in modo da garantire a tutti gli alunni come trascorrere un'ora della giornata insieme ai loro docenti e al personale scolastico, cosa che, dice, non è bastata ad acquietare gli animi di quanti attaccano la scuola di essere discriminatoria e non accogliere la volontà della minoranza. Ho dunque ritenuto, prosegue ancora la preside Gangarossa, giusto e corretto per la scuola laica e pluralista di dover annullare la messa per il giorno fissato, proponendo che venisse spostata al sabato successivo, giorno di chiusura, garantendo tuttavia la presenza del dirigente e del personale scolastico. Anche questa proposta non è stata accolta e così abbiamo mantenuto tutte le attività programmate a scuola, ad eccezione della celebrazione in chiesa. È stata una decisione sofferta per me e per il mio staff, ha detto la preside Gangarossa, nonostante abbiamo potuto contare fin da subito sul sostegno e sull'affetto di tanti. La dirigente conclude il suo sfogo chiedendo rispetto e messaggi natalizi di amore e di pace piuttosto che opinioni errate ed altamente offensive, scrive, del nostro operato.